Grande successo ha riscosso la dieta di primavera del Ducato dei Vini del Friuli. In una cornice di grande blasone, come il Salone del Parlamento del Friuli, il Ducato dei Vini dei Friulani ha celebrato la dieta di primavera con l'investitura dei nuovi nobili. Padre Fabio Baggio, sottosegretario di Stato Vaticano, stretto collaboratore di Papa Francesco. Il vicequestore della Polizia Statale di Udine, Gianluca Romiti, il colonnello, comandante provinciale dei Carabinieri di Udine, Orazio Ianiello, l'avvocato udinese Fabio Cataruzzi, il manager Luigi Melancini, l'avvocato Paola Lombardi, la dottoressa Lisa Rossi, il sindaco di Trasaghis, Stefania Pisu, la dottoressa Jessica Urban e il manager Fabio Lodoli. L'occasione ha visto anche l'assegnazione del premio Isi Benini allo scrittore Matteo Bellotto. Sono intervenuti il primo cittadino di Udine, Alberto Felice De Toni, il consigliere regionale Diego Bernardis, il presidente dell'Ente Friuli nel Mondo, Loris Basso, il portavoce di Identità Friulana, Enzo Cataruzzi, e Fabio Tomada, conte di Roma. Il duca Alessandro I, nella sua prolusione, ha dato la parola d'ordine. La ribolla gialla, ha affermato, deve diventare il vino identitario della nostra regione. Noi pensiamo, ha detto sempre il duca Alessandro I, all'attivazione di un tavolo di confronto permanente a Corno di Rosazzo su questo complesso tema, sperando di avere il confronto della politica regionale dove il vitigno è nato e si è sviluppato e dove la ribolla, così come la conosciamo oggi, grazie alla lungimiranza di pochi, come dicevo, sta diventando un'alternativa, non certo sulla qualità, che non è paragonabile e che non ci interessa, ma sulla qualità certamente sì, al tanto celebrato Prosecco. Ci sono esempi in Italia, ne cito due, Trentino Alto Adige e Franciacorta, dove si è riusciti, non senza difficoltà, a fare squadra, ma con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti e sono riusciti, in quello che da noi sembra di una difficoltà insuperabile, fare appunto squadra. Leggevo l'altro giorno che in Friuli ci sono 70-80 produttori di ribolla, forse anche più, e sono 8 anni che non si riesce a fare una disciplinare. C'è addirittura chi se lo ha fatto da solo, vedi i produttori di Oslavia, bravi certamente, ma non è così, questo almeno è il mio pensiero, che si possa dare dignità e sviluppo ad un vino che invece potrebbe averne e non poca, ha concluso il duca Alessandro I nel suo intervento. È seguito nel frattempo un convivio presso la casa della contadinanza ai piedi del castello di Udine a chiudere la kermesse udinese.